Guardate. Dai, no, ne giravi. Cheese. Chas. Ecco, come nella notte di Pasqua, ecco, nella veglia più importante dell'anno liturgico, anche questa sera verrà benedetto il fuoco. Se avete fatto caso, non c'è molta luce, però il vero senso del fuoco è proprio questo, quello di illuminare e di, ecco, dare calore. E dove c'è il fuoco, dove c'è la luce, lì ci si riunisce. Ecco, il fuoco è il simbolo di Cristo che viene a illuminare ciascuno di noi. Allora nel benedire il fuoco, ecco, auguro a tutti voi, ecco, che vi lasciate illuminare, ecco, da Cristo che è la luce del mondo. Sii benedetto, Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatta a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la tua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito nella Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco qua. La Proloco innanzitutto per aver realizzato, ecco, anche quest'anno, aver collaborato per la raccolta della legna, tutte le persone, gli uomini che si sono dati da fare, la banda musicale, il comitato Sant'Antonio e tutti quanti per la vostra presenza. Buona festa a tutti!
Ecco, vi aspettiamo per la distribuzione del cibo, dove vedete qua sulla mia sinistra. Mi raccomando, mangiate tutto, non lasciate niente. Allora, siccome io mi sono raffreddato abbastanza e devo rimanere ancora qualche altro anno qua a Flumini, mi vado un attimo a cambiare, ma sto ritornando. Buona festa a tutti! Grazie, ciao!
fagioli? Dai, tovagliolo! Franco! Torna qua! Dillo, pane fatto in casa. Fagioli, chi vuole i fagioli? Aspetta, Agli interisti niente, ragazzi.